Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Roma, nell'ambito dell'operazione Match Point, hanno eseguito oggi 19 arresti, sgominando un'organizzazione internazionale di hacker gestita da un pregiudicato di Cosenza, ex collaboratore di giustizia, Alberto Fusinato. Colossale il giro di affari grazie all'alleanza con gruppi di hacker russi specializzati nel furto di dati informatici, decine le truffe online a danno di istituti bancari ed esercizi commerciali. La banda era già stata colpita nel maggio scorso con l'esecuzione di altri 23 arresti. La Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato una coppia di coniugi per il reato di usura. Si tratta di Francesco Cozza, 44 anni, pluripregiudicato, e la moglie Patrizia Mandarino, 41. L'uomo era stato già tratto in arresto per estorsione, aveva infatti chiesto 15.000 euro a una donna per evitare la divulgazione di una ripresa video che la ritraeva in un rapporto intimo. Le indagini hanno permesso di svelare il coinvolgimento della moglie in prestiti con restituzioni ad un tasso del 300% annuo. Gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria hanno catturato il latitante Antonio Bruzzise, 43 anni, appartenente all'omonima famiglia di 'ndrangheta di Barritteri, tra Seminara e Palmi. L'uomo era sfuggito alla cattura nella maxi operazione Cosa Mia dello scorso 8 giugno, che ha portato a 52 arresti per associazione mafiosa e infiltrazioni negli appalti dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. La cattura è avvenuta nella tarda serata di ieri a Mantova. È un bel momento, una stagione favorevole, quella che stiamo vivendo nella lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata. A dirlo è stato il ministro dell'Interno Roberto Maroni alla Mezzia Terme per partecipare all'Assemblea Nazionale delle Associazioni Anti-Racket. L''ndrangheta, ha aggiunto, è l'organizzazione più pericolosa al mondo, più diffusa, più potente e meglio organizzata. Si combatte con la collaborazione e la cooperazione tra tutte le polizie a livello mondiale. Il sindaco di Sant'Agata d'Esaro, Antonio Bisignani, ha ritirato le dimissioni. Il primo cittadino della piccola comunità dell'entroterra cosentino si era dimesso 19 giorni fa, dopo i molti attentati subiti e l'aggressione fisica di 2 persone che lo avevano mandato in ospedale. Ne hanno dato notizia durante l'Assemblea Nazionale delle Associazioni Anti-Racket alla Mezzia Terme il sindaco della città lametina Gianni Speranza e il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Ieri gli operai dell'Acros, società che si occupa della raccolta rifiuti nel Crotonese, hanno bloccato con i mezzi via Mario Nicoletta davanti alla sede della provincia, in seguito alla notizia di licenziamento di 3 dipendenti a causa della revoca del servizio a Cutro. Dopo aver occupato la sala della giunta, il provvedimento è stato subito revocato grazie anche all'impegno dei sindacati dalla D di Lascio. Per far fronte al problema degli esuberi, ora l'obiettivo è far tornare sui suoi passi il comune di Cutro. Si sono insediati ieri i nuovi vertici dell'azienda forestale regionale, costituiti dal commissario Pierluigi Mancuso e dal subcommissario Valerio Grillo, dal direttore generale Francesco Tarzia e dai 2 vice direttori Federico Postorino e Ugo Galliano. La nuova struttura apicale dell'ente subentra ad una gestione commissariale avviata nel 2007, con il compito di arrivare alla liquidazione dell'azienda entro 6 mesi. Si è svolta a Catanzaro la seconda conferenza dei servizi delle ferrovie della Calabria. All'incontro, al quale erano presenti anche il presidente della provincia Vandaferro ed il sindaco Rosario Olivo, vi è stata la presentazione ufficiale dei nuovi treni Stedler. Illustrate anche le caratteristiche dei nuovi convogli che presteranno servizio sulla linea Catanzaro Città-Cosenza. Attualmente i treni consegnati sono stati 4. Si è parlato inoltre dei problemi di dissesto idrogeologico, piaga delle tratte ferroviarie. È ufficialmente finita l'indagine archeologica in discesa Fosso a Crotone e adesso si può ripartire con la riqualificazione della zona. L'indagine, che è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, ha portato alla straordinaria scoperta emersa nel corso degli scavi, svolti dalla sovrintendenza di concerto con il comune, di una domus romana dotata di impianto termale. La scoperta è una risorsa per l'intero territorio e il comune ha promesso una sua futura fruibilità.